particolarmente a dire. Prima di tutto Rocco è artefice di un mio incontro con una persona speciale per me di sto paese, al mare un pomeriggio, è una persona che è rimasta nel mio cuore, quindi stava Rocco che me la... vabbè, comunque questo era un fatto importante. E soprattutto devo dire che al di là del fatto di essere umani, sai, ogni essere umano, le strade possono essere tortuose, imbroglie, per tutti, siamo un po' tutti peccatori, non la facciamo tutte. No dai, se no sai, sembra quelle così, quelle così. Per esempio, io sono peccatore. E me ne vanto. No, me ne vanto no, però è la verità. Pure me ne vanto, diciamo. Però la cosa che più mi ha colpito sempre di Rocco, a me sinceramente, è secondo me, ripeto, ogni essere umano ha le sue sfaccettature, però non tutti gli esseri umani hanno il cuore buono. E io sto qua soprattutto perché Rocco ha il cuore meraviglioso. Questa è una cosa che... Il cuore buono è una cosa che quando lo incontri lo capisci e quindi non stai più a guardare la persona che fa, che non fa. Se prendi l'essenza, ecco. Beh, vabbè, scià. Alleria. Rimaniamo un coppino Daniele che mi piace pure.
adesso mi permetto di fare una canzone mia che ci piace.